Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, un'edizione, quella di oggi, particolarmente ricca di notizie di cronaca e di poco fa, la notizia dell'ennesima tragedia sul lavoro che si è verificata nella nostra regione. Siamo a Nanto, in provincia di Vicenza, dove un uomo che stava tagliando l'erba in un campo è rimasto schiacciato dal trattore. Tra pochissimo ci collegheremo con i nostri inviati. Poi c'è l'aggressione ai sanitari all'ospedale di Jesolo, anche qui un collegamento, ma andiamo subito in provincia di Treviso. Siamo a Villorba, vi abbiamo raccontato ieri sera dello spaventoso incendio che è divampato in area industriale, in una fabbrica che produce imballaggi di polistirolo. Sono state ore di apprensione, ora si conoscono i risultati dell'ARPAV circa la qualità dell'aria. Ci colleghiamo quindi subito con la nostra Anna De Roberto. Buongiorno Anna. Sì, eccoci Marta, buongiorno. Siamo tornati sul posto, come ben hai detto tu, siamo in via Volta, questa di fatto è la via simbolo dell'ex centro grossisti trevigiani. Alle mie spalle la Marica SRL che oggi ha ripreso di fatto l'attività per quanto possibile. Siamo anche entrati dentro, ci hanno confermato che l'attività in qualche modo ha ripreso. Allora, alle mie spalle, vedete, questo è un po' quello che resta. Ci sono decine e decine di bancali di legno andati letteralmente in fumo, e poi un po' più in là ci sono degli imballaggi di polistirolo che sono identici a quelli che sono andati a fuoco ieri. Allora, ci sono delle indagini in corso, vi faremo poi sentire l'intervista del sindaco di Villorba che sta collaborando con i carabinieri che si stanno occupando delle indagini con la sua polizia locale, perché bisognerà visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il comune di Villorba non ha sue telecamere in questa zona, ma ci sono le aziende limitrofe. Questa azienda non aveva telecamere interne, quindi è stata fatta partire la richiesta di poter visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza, diciamo, dell'area. Perché? Perché non si è esclusa fin dall'inizio l'ipotesi del dolo. Potrebbe essere stato un mozzicone di sigaretta gettato all'interno di questo piazzale a innescare le fiamme. Oggi è in corso il lavoro di bonifica, come ci hanno raccontato. Nicoletta Rizzetto riesce a farvi vedere quelli sono i tecnici dell'Enel, perché ad andare in fumo è stata anche una centralina dell'Enel e sotto ci sono i cavi e c'è anche la fibra. Ci raccontano che ci vorrà almeno una settimana e mezzo per ripristinare la situazione. Questa è la colonnina dell'Enel che è andata ovviamente completamente distrutta, e questi sono i cavi, tra cui i cavi di rame e la fibra, che sono stati ampiamente danneggiati. Ci dicevano appunto almeno una settimana e mezza di lavori. Bonifica invece qui nell'area del piazzale. Ci raccontavano che proprio perché si tratta di materiale altamente infiammabile, il polistirolo, gli imballaggi venivano stoccati all'esterno proprio per non mettere in situazione di pericolo il capannone stesso. Noi abbiamo incontrato poco fa il sindaco di Villorba invece per avere i risultati dell'ARPAV sulla qualità dell'aria. Allora vi facciamo ascoltare che cosa ci ha detto. Sindaco Francesco Soligo, sono arrivati i risultati delle analisi dell'ARPAV? Sì, che cosa dicono? Buongiorno a tutti, sì, sono arrivati questa mattina alle 3:30 finalmente e non ci sono criticità ambientali, quindi bene. Soprattutto era una preoccupazione questa dell'inquinamento ambientale e fortunatamente non ci sono criticità. Lei aveva indicato alla popolazione ieri di chiudere porte e finestre per precauzione. Sì, innanzitutto prevediamo subito, anche quando ho visto la nube così intensa, ho pensato di comunicare alla popolazione di tenere chiuso porte e finestre. Poi l'ARPA è intervenuta subito dopo i vigili del fuoco e le analisi sono arrivate nel corso della notte. C'è un altro fronte ora che è quello delle indagini. Le indagini sono in corso, i carabinieri stanno facendo le indagini, stanno chiedendo le immagini dei capannoni limitrofi per vedere se c'è qualche immagine che può portare al motivo di questo incendio. Voi non avete telecamere su quella zona che è di fatto la zona dell'ex centro grossisti?
È previsto un sistema di videosorveglianza anche in quella zona. Attualmente telecamere, quelle comunali, sono un po' più a monte verso il CERD, ma lì no, non ci sono. Senta, il 13 aprile il suo comune ha vissuto un'esperienza simile con un altro incendio. Anche in quel caso l'ARPAV uscì per fare le rilevazioni ed anche in quel caso ci furono delle indagini. Come siamo messi? Anche lì non abbiamo ancora nessuna notizia delle indagini di questo atto vandalico, che presume che sia stato un atto vandalico. Siamo in contatto anche con il collega di Spresiano per capire quando arriveranno gli esiti di queste indagini. Allora, di atto vandalico avete sentito parlare perché in quell'occasione furono visti fuggire, scappare dei ragazzini. Andò a fuoco un furgone all'interno di un capannone dismesso. Dunque avete sentito, le indagini sono in corso ed è allo studio, ne ha parlato proprio questa mattina il sindaco con i suoi assessori, una sorta di implementazione dei sistemi di videosorveglianza proprio in questa zona, anche alla luce del fatto che sia molto frequentata e che, ci raccontava il sindaco, in questa zona spesso vengono a gettare dei rifiuti, quindi potrebbe essere utile, potrebbe essere arrivato il momento, ci raccontava il primo cittadino, davvero di iniziare a mettere nuovi occhi elettronici proprio nella zona dell'ex centro grossisti di Villorba. Noi da qui restituiamo la linea. Grazie ad Anna De Roberto con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Ancora cronaca da Venezia ora, perché una donna è stata picchiata a sangue dal compagno, entrambi inglesi, nella notte tra sabato e domenica scorsi. La vittima, ricoverata all'ospedale per ferite alla testa, è grave, in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. La coppia si trovava in località San Giacomo d'Allorio, in pieno centro storico, dopo un tour notturno per i locali della città. Per cause al vaglio dei carabinieri, l'uomo, un 35enne, che probabilmente aveva alzato troppo il gomito, ha aggredito la compagna con violenza più volte, fino a farla cadere al suolo, provocandole una ferita alla testa. Gli abitanti della zona, sentendo le grida di aiuto della donna, sono intervenuti in difesa della vittima e hanno chiamato il 112, immediato l'intervento dei carabinieri del nucleo natanti e del sanitari del 118. Al momento il 35enne è stato denunciato per aggressione. I militari sono in attesa che la donna si riprenda per sapere se voglia sporgere denuncia o meno. Ed un altro caso di violenza sulle donne arriva da Padova. Pugna la compagna, il figlio durante l'ennesima lite a Saonara. Un uomo è stato arrestato. Picchia e minaccia la compagna e anche il figlio minorenne intervenuto per aiutare la mamma. Un 41enne di Saonara è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'intervento dei militari dopo una chiamata disperata al 112 da parte di una 32enne che chiedeva aiuto per una lite. Giunti sul posto, i carabinieri hanno soccorso la donna, che era stata picchiata con schiaffi e pugni al volto e in tutto il corpo. L'uomo non ha esitato poi a scagliarsi, colpendo alla tempia anche il figlio minorenne, che era intervenuto per cercare di proteggere la mamma. I militari, dai racconti della donna, hanno poi scoperto che si trattava dell'ennesima lite e che i maltrattamenti e le minacce del 41enne erano all'ordine del giorno, ma la 32enne non aveva mai denunciato. L'uomo, nonostante la presenza dei carabinieri, ha continuato ad essere aggressivo nei confronti della compagna ed è stato così arrestato e portato in carcere. La mamma e il figlio minore invece sono stati portati in ospedale, entrambi con una prognosi di 10 giorni per contusioni multiple e trauma cranico. Ed ora la cronaca ci porta a Nanto. Siamo in provincia di Vicenza con la notizia della quale vi rendevamo conto all'inizio di questo telegiornale, quella dell'ennesima tragedia sul lavoro. Si è verificata questa mattina, ci racconta tutto Daniele Garbin in diretta da Nanto con la collaborazione tecnica di Simone Squarcina. Buongiorno Daniele.
Sì, buongiorno Marta, buongiorno a te e anche ai telespettatori. Sì, vedi proprio alle mie spalle il mezzo con cui questa mattina verso le 9 è morto Gianpietro Toffanello, di 61 anni, una persona che veniva qui in questo terreno della proprietà della famiglia e stava tagliando l'erba del vivaio della proprietà, un lavoro che faceva settimanalmente con questo mezzo della famiglia, e per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri nell'affrontare questa curva, ecco, vedete c'è un ciglio che dà su un fossato di scolo dell'acqua di circa 2 metri, il terreno ha ceduto e il mezzo è finito dentro il canale, schiacciando l'uomo che che qui veniva spesso, insomma l'abitudine. Sulle cause ancora al momento sono in corso di accertamento anche da parte dei vigili del fuoco che sono intervenuti per sollevare il mezzo, tentare di liberare il corpo, ma non c'è stato proprio niente da fare, è rimasto proprio schiacciato lì. Questa figura conosciuta nella zona perché comunque un commerciante, la sua famiglia è proprietaria di un vivaio in centro del comune, era un punto di riferimento, poi la personalità stessa di questa persona che era molto impegnata in politica, anche perché faceva parte dell'associazione commercianti e si dava da fare per la comunità, ha lasciato sgomento. Qui in questo momento è un continuo via vai di persone che appena hanno preso la notizia e man mano alla spicciolata stanno arrivando. Abbiamo cercato di intervistare ma non se la sentono. Ecco, noi abbiamo sentito anche il sindaco che ci ha descritto la situazione, è una notizia fulmine al ciel sereno, una persona giovane, piena di vita, esuberante. Ecco, vedere la scomparsa di questa figura in questo modo ha lasciato veramente sgomento la comunità. Ecco, e in questo momento poi cercheremo anche di raccogliere qualche testimonianza di chi lo conosceva, persona generosa, ecco, e questo modo anche di perdere la vita, vediamo questo mezzo molto vecchio, forse l'eccessiva confidenza, poi cercheremo di capire cosa effettivamente sia andato storto. Ecco, la sfortuna proprio ha voluto la tragica, l'appuntamento col destino ha voluto che questa mattina alle 9 morisse proprio qui Gianpietro. Marta, allora con questo per il momento è tutto da Nanto, ti restituisco la linea dallo studio. Grazie a Daniele Garbin e Simone Squarcina per questo collegamento sull'ennesima tragedia sul lavoro che ha insanguinato la nostra regione. Noi torniamo ancora a parlare di violenza sulle donne, abbiamo sentito prima i 2 episodi che si sono verificati, l'uno a Venezia, l'altro a Saonara, ma c'è un'altra notizia che arriva dal Lazio questa volta, ma riguarda un uomo di 38 anni che è stato arrestato ieri in provincia di Rieti dai carabinieri in quanto già condannato per atti persecutori compiuti a Treviso ai danni dell'ex compagna. Dopo la condanna il 38enne si era trasferito nel Lazio, dove è stato rintracciato alcuni giorni fa quando i carabinieri sono intervenuti per una lite verificatasi tra la nuova compagna e l'anziano padre della stessa. Riportati presenti alla calma, riferiscono i carabinieri, i militari hanno provveduto alla consueta identificazione dei presenti al litigio attraverso ovviamente la identificazione e l'esibizione dei documenti e tra questi hanno scoperto esservi l'uomo su cui pendeva un provvedimento restrittivo della libertà personale. L'uomo quindi è stato arrestato. Paura ieri all'alba a Treviso per un incendio che ha completamente distrutto una Porsche parcheggiata nella centralissima via Risorgimento. Siamo a 2 passi dal Duomo cittadino, sono ancora in corso le ricerche per accertare la natura del rogo, non si esclude il dolo. Sono stati svegliati all'alba dai forti botti delle ruote dei vetri che scoppiavano, momenti di paura poco dopo le 5 del mattino in via Risorgimento a Treviso, a 2 passi dal Duomo, per l'incendio che ha completamente distrutto un'auto. La vettura, una Porsche Macan praticamente nuova di zecca, era stata parcheggiata regolarmente vicino casa dalla proprietaria nello slargo davanti a Palazzo Moretti di fronte al supermercato. Cosa sia accaduto ancora non si sa, quel che è certo è che la macchina alimentata a benzina è andata a fuoco e nel
giro di pochi istanti è stata completamente avvolta dalle fiamme. Molte le chiamate ai vigili del fuoco da parte dei residenti dei condomini limitrofi. I pompieri, giunti rapidamente sul posto, hanno spento l'incendio, ma ormai la macchina era distrutta, ridotta così a una carcassa fumante. L'origine del rogo è ancora al vaglio degli inquirenti. In mattinata, sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri per capire se si sia trattato di autocombustione o se invece l'incendio sia stato appiccato da qualcuno. Solo perché si è collegata la nostra Ilaria Marchiori con il direttore generale dell'azienda sanitaria per l'ennesimo episodio che dobbiamo registrare di violenza nei confronti del personale sanitario. Sentiamo che cosa è successo. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Innanzitutto specifichiamo che questa volta non si è trattato di pazienti, utenti, ma di un manutentore di una ditta esterna che appunto si era recato qui nel centro di continuità assistenziale adiacente all'ospedale di Jesolo, ma non facente parte, questo lo specifichiamo e lo evidenziamo. E che cosa è successo? Niente, sabato notte lui fondamentalmente in questo parcheggio stava sgommando con l'auto, quindi due medici l'hanno ripreso chiedendogli di non farlo. Si tratta del dottor Martin e della dottoressa Masitto. A quel punto l'uomo è andato praticamente in escandescenze, quindi ha iniziato ad insultarli verbalmente, ma a quel punto voleva anche attaccarli fisicamente, quindi loro si sono barricati all'interno, solamente che lui, essendo appunto un manutentore, aveva le chiavi, quindi è riuscito ad entrare. Loro si sono chiusi da un'altra parte e ancora ci è riuscito. Insomma, alla fine sono riusciti a chiamare la Polizia di Stato, che è intervenuta qui poco dopo sul posto, e l'hanno preso. L'hanno però rilasciato dopo circa 3 ore e lui è ritornato nuovamente qui. A quel punto loro erano barricati all'interno e non è riuscito a fare nulla, però sono state davvero delle ore di terrore. Come dicevi tu, qui insieme a noi c'è il direttore generale dell'ULSS 4 del Veneto Orientale, Mauro Filippi. Allora, direttore, benvenuto, grazie, perché sappiamo che anche la sua mattinata è ricca di impegni, quindi la ringrazio per essere stato qui con noi. E voi vi siete immediatamente attivati per quanto riguarda il cambio delle serrature e anche poi per quanto riguarda la posizione di questa persona. Sì, innanzitutto voglio esprimere la massima solidarietà e vicinanza ai 2 medici che sono stati coinvolti in questo bruttissimo episodio e che hanno giustamente attivato subito le forze dell'ordine, che sono intervenute rapidamente. Ieri mattina i nostri servizi tecnici sono intervenuti per mettere in sicurezza la struttura, perché, come è stato detto, questo operatore non è un nostro dipendente, è di una ditta esterna, ma ovviamente ha accesso a tutto lo stabile, perché è in possesso, ovviamente in qualità di manutentore, delle chiavi. E quindi bene hanno fatto loro a segnalare. Ieri mattina eravamo già qui per mettere in sicurezza, come ho detto, il distretto. Siamo già intervenuti verso il datore di lavoro di questo operatore affinché sia allontanato dall'attività che svolge con noi. E per quanto riguarda poi la segnalazione, è chiaro che adesso verificheremo bene che cosa è successo. Non c'è stata fortunatamente un'aggressione fisica, ma verbale, e comunque grave da condannare, e ci riserviamo di agire anche noi per vie legali nei confronti di questo operatore. Lei è riuscito a parlare con questi 2 medici, li ha sentiti, le hanno raccontato? No, sono stati contattati dal dirigente del distretto, che è il riferimento per la continuità assistenziale, che ha avuto modo di farsi dire che cosa era successo, ma li incontrerò anch'io di persona, ma chiaramente importante era gestire nell'immediato la situazione contingente. Ecco, noi sappiamo che lei è molto sensibile all'argomento, sia perché di professione, lei sa bene di che cosa si tratta, ma anche proprio perché lei si è subito attivato in merito a queste aggressioni che troppo spesso si è trovato a subire il personale medico in servizio appunto anche nell'ULSS 4, ed è partita anche una campagna proprio alcuni mesi fa. Sì, è partita una campagna in questa azienda. Devo dire che anche a livello regionale ci sono delle iniziative che ormai proseguono da tempo, e di formazione per i professionisti per imparare a gestire situazioni di questo tipo,
e anche di promozione nei loro confronti affinché tutti gli episodi vengano segnalati, anche quelli meno gravi. In effetti l'anno scorso, 2023, abbiamo rilevato un raddoppio delle segnalazioni rispetto al 2022, il che non vuol dire il doppio degli eventi come si sarebbe portati a pensare distinto, anzi gli eventi di una certa gravità, quelli che hanno determinato ad esempio una segnalazione all'INAIL per un infortunio, si sono dimezzati nel 2023 rispetto al 2022. Vuol dire che da un lato le azioni messe in campo servono anche a contenere gli aggressori e a ridurre i fenomeni di aggressione. Dall'altro lato la sensibilità dei nostri dipendenti strutturati o convenzionati che siano è maggiore, e anche la consapevolezza che si può e si devono segnalare questi episodi per consentirci anche di intervenire. E su questo devo dire non siamo soli, perché come ho premesso la Regione Veneto ha avviato anni fa una campagna importante e poi ci sono le forze dell'ordine che quotidianamente ci supportano. Ecco, questo è un dato molto importante, il fatto che si siano appunto dimezzate le aggressioni. Ringrazio il direttore Filippi qui da Jesolo, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori e al direttore generale dell'ULSS. Noi ora andiamo a Padova, sempre con la cronaca, per tornare a parlare di movida violenta. 2 poliziotti sono stati aggrediti sabato notte al Portello da un uomo che li ha presi a pugni mentre stavano cercando di allontanare uno straniero che urinava davanti ad un bar. Vi uccido tutti, poi gli insulti, gli spintoni e i pugni ai poliziotti impegnati in un controllo nelle strade della Movida nel quartiere Portello di Padova. Un brasiliano di 34 anni è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica dopo aver aggredito i 2 agenti delle volanti che erano intervenuti in via Belzoni, dove alcuni ragazzi con un atteggiamento molesto stavano creando problemi al momento della chiusura dei locali. I poliziotti stavano cercando di allontanare un nordafricano che stava urinando davanti all'ingresso di un bar, ma sono stati aggrediti da un 34enne brasiliano che ha cercato la colluttazione prendendo a pugni 2 agenti, uno di loro è rimasto ferito alla mano. Sul posto è arrivata così un'altra volante che ha bloccato il 34enne, che è stato portato in questura e identificato. L'uomo è già noto alle forze dell'ordine per essere scappato dopo aver provocato un incidente sotto l'effetto di alcol. È stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. I poliziotti feriti invece sono stati portati in pronto soccorso e medicati. In questo periodo nel quartiere Portello ci sono stati numerosi controlli della polizia nelle ore serali per contenere la mala movida, grazie anche alle segnalazioni pervenute dai cittadini residenti e dei commercianti della zona. Controlli che hanno portato a identificare e allontanare persone moleste e a moltare ubriachi che creavano situazioni di disagio. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha assicurato che i servizi nella zona del Portello proseguiranno proprio in chiave di prevenzione al fine di garantire una buona movida nell'interesse di tutti, sia dei residenti che degli esercenti e degli stessi avventori. Quello che preoccupa però, ha concluso il questore, è dover registrare una certa avversione d'ostilità nei confronti dei poliziotti. E allora ci colleghiamo in diretta con Padova, con la nostra Valentina Visentina, la collaborazione tecnica di Federico Cibotto dal quartiere del Portello, con una residente che appunto ci racconterà com'è la vita notturna in questa zona. A te Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno, la versione giornaliera del Portello, l'altra faccia di questo quartiere, un quartiere storico della città, un quartiere universitario dove però di notte appunto si concentra la movida. Qui con me c'è Marina che è una portavoce dei residenti, insomma si fa portavoce oggi per i residenti del Portello che da anni denunciano quanto accade di notte. Non è tanto la movida ma la mala movida quella contro cui puntano il dito i residenti, con cui appunto devono convivere anche con episodi piuttosto pericolosi come quello che avete appena sentito nel nostro servizio di cronaca. Marina, cosa chiedete all'amministrazione comunale e come vivete? Allora, ovviamente la viviamo sulla nostra pelle la situazione che è degenerata ormai da molti anni, nel senso che è un quartiere che si è voluto trasformare nel quartiere del divertimento per gli studenti, ma non solo, chiaramente porta a grossi disagi perché per i numeri di persone che arrivano a frequentare il quartiere in certe serate ci sono
i bar sono aperti fino alle 2 di notte e poi le persone continuano a stare fuori e occupano le strade. Ci sono i mercoledì, i sabati, i venerdì sera che non riusciamo neanche a rientrare in casa. Quindi ecco, è una situazione che si è creata negli anni e noi l'abbiamo sempre segnalato dicendo: guardate che sta sfuggendo di mano la situazione, attenzione. Segnalavamo all'amministrazione che ha un po' sottovalutato il problema nel tempo. E quindi se si crea un assembramento di persone tipo stadio in certe serate, bisogna che ci siano i controlli che si fanno di solito per qualsiasi situazione, evento speciale negli stadi per esempio. Anche e qua perché la situazione è quella. Come residenti volete vivere il vostro quartiere? Certamente noi vorremmo poterlo vivere perché insomma ci siamo ancora in questo quartiere, tanti abitiamo qui e vorremmo viverlo come tutti, anche nelle serate, poter fruire delle serate estive, ma diventa quasi impossibile. Ecco. Poi la situazione si è ampliata molto nel tempo, adesso anche via Belzoni ci sono molti bar aperti fino a tardi e si creano ovviamente anche situazioni di degrado in generale, perché poi in questi assembramenti c'è di tutto e quindi ci sono anche gli spacciatori, ci sono anche situazioni fuori controllo. Ringraziamo allora Marina per questa sua testimonianza. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie a Valentina, a Federico Cibotto per la parte tecnica, per questo collegamento. La cronaca ora ci porta nel vicino Friuli Venezia Giulia con l'agghiacciante vicenda dell'omicidio di Biccinicco, dove un uomo di 43 anni è stato assassinato a colpi di forbice e coltello e è stato utilizzato anche l'acido muriatico. Sentiamo. Un efferato omicidio nella tarda serata del 4 maggio ha sconvolto il piccolo comune di Biccinicco, meno di 2000 abitanti, a metà tra Mortegliano e Palmanova, in provincia di Udine. Una donna di 42 anni, Silvia Comelli, di Reana del Roiale, ha riferito ai carabinieri di aver ucciso un uomo, Stefano Jurig, di 43 anni. È stata lei stessa a contattare il 112 dicendo di aver assassinato un conoscente. Il delitto si è consumato al culmine di momenti di tensione e di una lite nell'abitazione della vittima, in una palazzina di 3 piani di un piccolo agglomerato di case vicino alla chiesa del paese. All'arrivo dei carabinieri della compagnia di Palmanova, la donna era in strada con gli abiti sporchi di sangue. Dentro l'abitazione è stato trovato il cadavere, che presentava numerose ferite a taglio, inferte con un coltello e delle forbici. La donna avrebbe anche gettato sull'uomo dell'acido muriatico. Le indagini svolte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Udine sono coordinate e dirette dal pubblico ministero Andrea Gondolo ed hanno consentito di ricostruire i primi elementi dell'omicidio. Tuttavia resta ancora oscuro il movente. Inizialmente sembrava farsi strada l'ipotesi del delitto a sfondo passionale, poi le informazioni raccolte a Reana del Roiale hanno aperto ad altre considerazioni al vaglio degli inquirenti. La vice sindaca reggente di Reana, Anna Zossi, ha riferito di una situazione di forte fragilità della donna, nota ai carabinieri, alla polizia locale ed ai servizi sociali. Secondo altre informazioni non sarebbe il primo caso di tensioni e liti tra i due, almeno un altro episodio sarebbe avvenuto qualche mese fa. Silvia Comelli, dopo aver contattato il 112 per autodenunciare l'omicidio, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Nei suoi confronti è stato emesso il provvedimento di fermo. Trascorsa la notte è stata trasferita in mattinata presso il carcere femminile di Trieste. E di rientro dagli Stati Uniti, la sindaca di Biccinicco, Paola Turello, ci ha inviato le sue prime parole a riguardo dell'omicidio, sul quale emergono particolari legati anche alla dipendenza dalla droga. Purtroppo dal rientro dagli Stati Uniti, dove mi trovavo per un viaggio di lavoro, ho preso questa triste notizia che ha colpito la nostra comunità. Posso soltanto dire che questa persona lavora in una grossa ditta del settore navale
ed è residente da un anno a Bicinicco, una persona molto riservata. Noi come comunità e come sindaco ci stringiamo alla sua famiglia, esprimiamo solidarietà e lasciamo alla magistratura lo spazio per fare le indagini e comunque chiaramente sono molto dispiaciuta e mi auguro che venga fatta chiarezza. Chiarezza, una parola d'ordine in una situazione in cui le cose sono per lo più evidenti ma con tante zone grigie, a cominciare dall'intervento dei carabinieri che hanno trovato Silvia Comello qualche metro fuori l'abitazione dove c'era la salma di Stefano Jurig con i panni sporchi di sangue ma in evidente stato confusionale, cosa su cui già punta la difesa della donna che ha chiamato i soccorsi. Pare che agli stessi carabinieri, prima di trincerarsi nel silenzio assoluto, la 42enne abbia detto che l'efferato omicidio gli sia stato ordinato da Satana. A far da sfondo a questa storia la dipendenza dalla droga, con i due che addirittura si sarebbero conosciuti da solo un giorno, visto l'incontro avvenuto sabato mattina al CERT, dove entrambi erano seguiti. Movente che quindi resta per ora tutt'altro che chiaro, così come il legame tra i due e il perché lei fosse a casa di Stefano Jurig appena conosciuto, con Silvia Comello che si è anche avvalsa poi della facoltà di non rispondere. Situazione che non agevola il chiarimento dei tanti aspetti grigi, ma le indagini continuano incessantemente. E sentiamo nel prossimo servizio le testimonianze che sono state raccolte dai colleghi della redazione di Udine. Mi si casca dalle nuvole, guardi, le dico la sincera verità. Sono caduti dalle nuvole, increduli, senza parole, poca voglia di parlare e anche di uscire di casa. Bicinicco, poche ore dopo l'omicidio di Stefano Juric, appare quasi un paese fantasma. C'è solo il suono delle campane della chiesa, chiusa, a fare rumore, il chiacchiericcio dei giornalisti e la macchina dei carabinieri che arriva per gli ultimi rilievi. Sembra che nessuno abbia sentito nulla e nessuno conosca i protagonisti della vicenda. Ma noi non sappiamo niente di niente. Non avete sentito rumori? No, niente, noi siamo dentro. Che in una casa di questa piccola e tranquilla comunità una donna abbia ucciso un uomo con coltello e forbici e gli abbia poi gettato addosso dell'acido è qualcosa di sconvolgente, quasi da non volerlo nemmeno sentir raccontare. Siamo diventati come si sente nella televisione, no? Ma sicuro, ma dai, per l'amor di Dio, ma a me mi viene male, dove senti? No. E torniamo a Padova ora, dove continuano le analisi dell'ARPAV sulla schiuma apparsa sabato sera sulle acque del Piovego. La schiuma è scomparsa e la situazione del Piovego è tornata alla normalità dopo la paura sabato sera, quando una densa schiuma bianca arrivata dal Bacchiglione è comparsa nei canali interni di Padova. Dopo i campionamenti di ARPAV è certo che la schiuma è arrivata dal Vicentino dopo l'incendio divampato in una ditta di detergenti nella notte tra giovedì e venerdì ad Altavilla Vicentina. ARPAV ha assicurato che l'inquinamento non ha provocato al momento morie di pesci, ma l'allerta rimane alta, tanto che i pattugliamenti della protezione civile sono durati per tutta la giornata di domenica. La schiuma ora è defluita, ma il comune di Padova assicura che vuole approfondire l'impatto ambientale e chiede un maggior coordinamento per prevenire questi disagi. Il sindaco Sergio Giordani, insieme al vice sindaco Andrea Michalizzi e l'assessore all'ambiente Andrea Aragona, hanno convocato un tavolo urgente con gli enti regionali competenti alla tutela dell'ambiente e della salute. E sempre a Padova, per il Festival della Scienza e dell'Innovazione, il noto virologo Fabrizio Pregliasco ha spiegato gli effetti rari dei vaccini anti-Covid e la loro efficacia nel contenimento della pandemia. Ad attenderlo anche uno sparuto gruppo di Novax. Una trentina di Novax del gruppo Veneto No Green Pass ha contestato a Padova l'arrivo del professor Fabrizio Pregliasco, docente di igiene all'Università degli Studi di Milano, in prima linea nella lotta al Covid. Il virologo era in città per partecipare al Festival della Scienza e dell'Innovazione, dove ha parlato dei superbatteri come minaccia da combattere. Abbiamo però oggi armi a disposizione. In particolare abbiamo molti antibiotici, però sono armi che rischiano di perdere il filo, perché ogni volta che usiamo un antibiotico è come una lama che perde il filo. Quindi
la storia di un libro che ho scritto con Paola Arosio fa vedere com'è stata la progressione di questa scoperta, delle persone che le hanno contribuito, di quelli che hanno sofferto, ma soprattutto per mettere in evidenza questa necessità di uso responsabile dell'antibiotico. Il professor Pregliasco, che da anni subisce gli attacchi dei gruppi Novax, ha commentato anche i recenti studi sugli effetti dei vaccini anti-Covid. Ogni farmaco, ogni attività medica ha dei rischi e dei benefici. Credo che tutti gli studi dimostrino che ci sono stati benefici enormi in termini di riduzione di mortalità, di complicanze e soprattutto di ritorno più veloce alla vita normale. Il vaccino non è stata la panacea, non ha risolto, ma ha ridotto sicuramente quell'impatto di sanità pubblica che sarebbe stato più pesante. Lo sapevamo sin dall'inizio, sono stati anche valutati, ma davvero miliardi di dosi evidenziano degli eventi avversi rari. Ma ce l'ha anche l'aspirina. E la cronaca degli ultimi giorni ci ha restituito purtroppo tragiche notizie di suicidi di giovani, un dramma naturalmente che sconvolge le famiglie come l'intera comunità. Ne abbiamo parlato con Don David, parroco di San Biagio di Callalta, che appunto ha parlato di solitudine, di sofferenza dei giovani, un dramma di solitudine, di fatica a rialzarsi, del quale ha avuto occasione di parlare anche Papa Francesco proprio la scorsa settimana durante la visita a Venezia. Papa Francesco sottolineava un aspetto: nel divano da solo. Mentre declinava quel alzarsi e andare, una buona parte della sua declinazione, della sua definizione di andare e alzarsi era legata al andare incontro alle persone, e ha suggerito e ha insistito sui giovani di stare insieme, di fare comunità. Una riflessione sulla contemporaneità che Papa Francesco ha restituito alle nostre comunità la scorsa settimana con la sua visita, e con quel alzatevi ed andate, ma anche fatevi rialzare. È un inno alla condivisione, allo stare insieme, al non isolarsi. Contro le difficoltà l'antidoto resta sempre la relazione. Questo è il problema, è la solitudine che poi in alcuni casi estremi di difficoltà personali, queste sono vicende personali ovviamente, possiamo arrivare anche a questi atti più estremi, perché uno si sente sostanzialmente solo, perché le difficoltà le passiamo, ma quando uno si sente estremamente solo di fronte a un problema esistenziale, penso a un adolescente, a un giovane eccetera, e non ha nessun appiglio. E sono meno, lo conferma Don David Berton, parroco a San Biagio di Callalta, le persone che questo appiglio lo cercano nella Chiesa. Ne arrivano, la mia esperienza, ne arrivano, ma non proprio neanche così tanti, è vero, devo essere sincero. Chiesa che sta cercando di aprirsi al territorio, come farà lo stesso Don David, che nel mese di maggio, mese mariano, incontrerà i parrocchiani nelle contrade del comune, celebrando in tutti questi luoghi la Santa Messa. Celebriamo la messa in onore della Madonna in tutti questi vari luoghi, addirittura in qualche occasione siamo proprio anche in case private che vengono aperte e disponibili a tutti coloro che vogliono, non ci sono limiti, tutti possono partecipare, e in tutto il mese di maggio io riesco a fare il giro di molte vie, non dico tutte, ma molte vie e contrade. Il 29 maggio nella chiesa di San Biagio si terrà la celebrazione in onore della Madonna con la presenza di Monsignor Antonio Guidolin. Ed ora vi ricordo il nostro sondaggio di oggi dedicato ad un tema davvero delicato ed angosciante: venti di guerra, giusto aumentare le spese militari? La situazione geopolitica è sempre più tesa, la NATO chiede all'Italia di aumentare le spese militari fino al 2% del PIL, mentre il presidente francese Macron ipotizza truppe europee in Ucraina. Sullo sfondo l'incontro Meloni-Stoltenberg, ecco quindi che vi chiediamo: venti di guerra, giusto aumentare le spese militari? Come sempre potete rispondere al nostro sondaggio con una chiamata gratuita esprimendo la vostra opinione. Se sì, chiamatelo 0422 162 6691, se no 0422 162 6690. Ne parleremo questa sera a Ring con i candidati alle europee per il
del nord-est accanto a altri temi di attualità politica. Partiremo però stasera dal Rio Grande do Sul, dalla tragedia che si sta appunto verificando, la terra dei Veneti in Brasile, sconvolta da una delle più gravi alluvioni di sempre. Questa sera a Ring, in onda a partire dalle 21 con Cristian Arboito. Ora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia. Tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Bassano del Grappa, vedo che si è appena collegato Alex Giuliano per parlare della polemica che sta divampando in città in vista di due grandi eventi che sicuramente sono destinati a segnare anche la viabilità cittadina. A te Alex, buongiorno. Buongiorno a te, dici benissimo, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi ci troviamo, come potete vedere grazie alle immagini di Alessandro Costacurta, sul Ponte Nuovo, il Ponte della Vittoria a Bassano, il famoso ponte che l'estate scorsa ha diviso in due la città, creando non pochi problemi di viabilità, problemi poi superati, in compagnia del vice sindaco di Bassano Andrea Zonta. Perché siamo qui? Perché, come potete vedere, l'amministrazione ha chiuso il passaggio della ciclopedonale nord del ponte. Ora, questo ha dato il via a non poche polemiche in città, perché più di qualcuno, insomma, si è lamentato del fatto che con l'arrivo degli alpini in questa settimana e soprattutto con il passaggio del Giro d'Italia, quindi con l'arrivo di grandi appassionati di due ruote, di bici in città, chiudere questo passaggio non è stata proprio una mossa azzeccata. Vice Sindaco, come rispondiamo a queste polemiche? Rispondiamo innanzitutto partendo che i lavori pubblici sono lavori pubblici, hanno dei loro tempi di approvazione dei progetti e poi esecuzione dei lavori che vanno rispettati e sono in capo all'ufficio tecnico del comune. Questo lavoro è capitato in questo momento, la ditta era disponibile perché poi aveva altri impegni estivi. È vero che è chiusa la ciclopedonale nord, ma è aperta la ciclopedonale sud, per cui pedoni e biciclette possono tranquillamente transitare attraverso il Ponte della Vittoria. Il traffico stradale per l'intera durata dei lavori non subirà variazioni, pertanto rimarrà tale quale lo stato di fatto. Appena terminati i lavori sulla ciclopedonale nord si passerà sulla parte sud e verrà riaperta la ciclopedonale nord. Per quanto riguarda i grandi eventi, è vero, ci sono gli alpini fine settimana, ma gli alpini sono persone che sanno tranquillamente adattarsi e sanno trovare i percorsi alternativi nella buona scuola di orienteering che hanno fatto quando hanno fatto il servizio, e però voglio dire non creeremo sicuramente dei problemi a questa manifestazione perché, ripeto, il passaggio è assicurato. Per quanto riguarda la parte del ciclismo, il Giro d'Italia non interessa questa parte della città e comunque se ci sono degli appassionati hanno la possibilità anche in quel momento di poter attraversare. Fra l'altro in quel momento sarà aperta la ciclopedonale nord, che è quella magari forse un po' più carina dal punto di vista paesaggistico e pertanto per le foto sul Ponte degli Alpini e la vallata che sta alle spalle. Senta, ma allora come andiamo a derubricare questa polemica? Come schermaglie preelettorali? Perché insomma chi si è lamentato di più fa parte dell'opposizione. Io rispondo così: i lavori pubblici hanno una loro programmazione, è una programmazione ciclica, partiranno anche altri lavori prima di fine mese, prima delle elezioni, perché questo è in capo, ripeto, a chi gestisce i lavori pubblici. Se ci sono dei lavori che partono, sono dei lavori che vuol dire che ci sono, vuol dire che l'amministrazione li ha messi in campo. Chiaro, se non hai niente da fare nel cassetto A0 non puoi mettere in campo nulla. Noi ce l'abbiamo, preferiamo metterlo in campo, i bassanesi lo capiscono, lo capiranno, sanno anche sopportare le situazioni e io credo che saranno ben contenti di vedere lavori piuttosto che di vedere le strade vuote senza un'idea di che cosa fare. In chiusura, velocissimi, una battuta sempre con il vice sindaco Andrea Zonta, perché sabato Fratelli d'Italia, e parliamo di elezioni amministrative, ha presentato la lista qui a Bassano.
di cui fa parte il vice sindaco Zonta. In 10 secondi un commento su questa lista che ha al suo interno ragazzi dai 18 fino all'esperienza di un 92enne. Ma direi che l'esperienza, ecco, sia del 92enne che della quasi 19enne che abbiamo in lista, sono sicuramente esperienze forti per entrambi, perché probabilmente è la prima volta. Abbiamo scelto di avere candidati che vanno dalla giovane età sino a un'età più matura, perché l'arco sociale che dobbiamo rappresentare va appunto all'interno di tutte queste età. Bisogna cercare di raggiungere tutti, di capire i problemi tutti. La città ha delle problematiche, vanno risolte ascoltando sia i giovani che i meno giovani ancora. Sicuramente si potrà avere dei risultati positivi alla fine del quinquennio. Da Bassano del Grappa allora restituiamo la linea, è tutto, grazie. Grazie colleghi della redazione di Bassano, in studio ora con le nostre prossime ospiti. Ringrazio per essere con noi Luciana Cremonese, presidente della cooperativa Solco, buongiorno e grazie per essere con noi, e Anna Corò, presidente di Volontari Insieme. Buona giornata anche a lei e grazie per essere qui con noi quest'oggi. Oggi parliamo di salute mentale, di disagio mentale, perché ormai sta per partire l'8ª edizione di Roba da Matti, un festival dedicato appunto proprio al rapporto tra arte e follia. Luciana Cremonese, un festival che quindi vuole accendere un riflettore, no, su quelle che sono le problematiche della salute mentale, che voi insomma come cooperativa conoscete molto bene, in quanto vi occupate proprio dell'inserimento lavorativo delle persone che hanno questa problematica. Peraltro, lo ricordiamo, il tema di quest'anno è in particolare dedicato alle donne, follia singolare femminile, il titolo della rassegna. Perché? Allora, innanzitutto grazie dell'invito. Per noi è sempre molto importante parlare di salute mentale. Faccio un passo indietro, il festival è nato nel 2017 per parlare di salute mentale e quindi dal 2017 noi siamo presenti nelle piazze di Treviso e non solo. Quest'anno abbiamo scelto di dare questa tematica al festival perché dicembre 2023 ci siamo certificati per la parità di genere e questo per noi è un traguardo molto importante. Ecco, facciamo un attimo il punto però, perché proprio la follia e le donne quest'anno? C'è un aumento del disagio che riguarda le donne in particolare? Allora, diciamo che ci sono alcuni dati che a causa Covid ci hanno testimoniato quanto purtroppo le donne rappresentino la parte fragile della società, perché vi ricordo che durante il Covid ci sono state molte perdite di lavoro da parte di donne che avevano una posizione lavorativa. Quindi sicuramente questo è un elemento fondamentale di cui bisognerebbe parlare e non solo. Rispetto alla salute mentale, nel nostro caso, noi nella nostra cooperativa abbiamo visto che l'incidenza della donna all'interno della cooperativa è molto elevata. Però come noi vogliamo comunicare, tendiamo a parlare dei talenti che le donne hanno e che spesso non sono considerati. E magari poi facciamo anche degli esempi, perché so che ha delle storie anche molto belle da raccontarci. Anna Corò, come Volontari Insieme, quindi come rete di tutte quelle che sono le associazioni di volontariato della provincia di Treviso, anche voi vi state occupando con tanti progetti di queste situazioni anche di disagio mentale e non solo, che riguardano le donne, ne abbiamo sentito, ma non solo, anche gli uomini e soprattutto i ragazzi, i giovani. Certo, l'associazionismo e il volontariato ha fatto strada ancora a partire dagli anni '80, cercando di portare sempre in superficie questo problema, il problema della salute mentale, specialmente dal '78 in poi con la chiusura dei manicomi. Quindi l'argomento è un argomento che interessa moltissimo.
Molte sono tante le associazioni che fanno parte della grande famiglia di Volontari Insieme, che si occupano proprio di salute mentale e di disabilità collegata alla salute mentale, certo. Perché la salute mentale è trasversale, è ormai un problema che tocca assolutamente ragazzi, ragazze e qualsiasi età. Si stanno muovendo, sono soprattutto associazioni di familiari, cioè persone che sono toccate proprio da vicino. Poi ovviamente la sofferenza personale diventa una sofferenza comune e si cerca di mettere a disposizione degli altri la propria esperienza e quello che si matura in tanti anni di lavoro. È un territorio particolare, noi come Volontari Insieme e con la rete che abbiamo costruito l'anno scorso a protezione dei fragili, abbiamo lavorato un anno intero per creare questa rete, per mettere insieme le associazioni, le cooperative e le altre realtà del territorio, perché è un argomento che è talmente complesso e difficile che deve essere affrontato nella giusta maniera. Le associazioni possono in questo momento storico, data la situazione dovuta alla riforma del terzo settore e comunque la situazione storica, può mettere a disposizione solo l'esperienza, nel senso può lavorare sulla comunicazione, sul tenere alto l'interesse, sul lavorare a livello di enti locali e di situazioni territoriali, perché in specifiche, ma parte dal grandissimo problema della tossicodipendenza. Oggi numeri non ne ho a disposizione, però sono numeri larghissimi e la parità di genere è un problema, perché le donne si devono anche spogliare da tutta quella serie di pregiudizi accumulati nel tempo per cui vengono definite in una certa maniera, quindi la follia femminile è completamente diversa e gestibile in maniera diversa dalla follia maschile, quindi è qualcosa di talmente complesso e talmente importante che solo la fiducia che il volontariato saprà creare nei confronti della sanità e la sinergia che saprà creare con enti locali, cooperative, imprese sociali e poi sanità, si potrà arrivare a qualcosa di utile alle persone e alle famiglie. Anche perché poi molto spesso sono problematiche che fanno fatica ad emergere, no? Perché c'è sempre quel pregiudizio, esatto. No? la difficoltà anche nel chiedere l'aiuto. La vergogna della follia è ancora il tema fondamentale e la comunità deve assolutamente rendersi conto che non è più tempo. Oggi i problemi devono essere guardati con serietà e capacità di affrontarli, perché questa è la generazione, questo è quello che noi ci troviamo e siamo a mani nude contro ragazzi che incontrano il problema ma evidentemente non sanno dove andare a risolverlo e noi dobbiamo occuparci di questo. È un problema etico. Grossissimo ed enorme anche alla luce di quelli che sono stati poi fatalità, anche i tagli in ambito sanitario proprio nel settore della salute mentale. Luciana Cremonesi, un festival, dunque una kermesse, quella di Robe d'Amati, che innanzitutto mira, come dire, a rivedere il nostro modo di pensare anche, no? A superare quelli che sono gli stereotipi legati al disagio mentale, con particolare attenzione a quello femminile, come si diceva. Sì, mi allaccio un po' a quello che diceva la dottoressa Corò, perché la paura e lo stigma sono ancora molto presenti. Noi l'abbiamo visto a conclusione ogni anno del nostro festival, le telefonate che riceviamo di genitori, di conoscenti, di persone che hanno un disturbo e che non sanno come fare e come gestire la persona, perché c'è ancora quella paura di condividere questa fragilità, questa difficoltà. Il festival è nato proprio per questo. Il festival è nato per questo e ci ha dimostrato, noi abbiamo raggiunto una vittoria grazie al festival, perché i nostri soci, i nostri collaboratori, che per il 70% hanno una fragilità, hanno un disturbo,
Quando abbiamo deciso il primo anno di far nascere il festival, ci siamo detti saliamo tutti sul palco. Bene, la maggior parte di loro non voleva salire, perché ci hanno detto e poi noi saliamo e mi riconoscono e comprendono che quello io stigma, no, di ho cui un si disagio. parlava. Bene, abbiamo lavorato su questa cosa, perché noi parliamo di salute, non parliamo di malattia, e ogni anno puntualmente tutti salgono sul palco orgogliosi di essere quello che sono, perché noi, come ha detto il sindaco l'altro giorno, abbiamo la consapevolezza che diamo delle possibilità diverse a chi non le avrebbe e diamo una dignità, perché il sindaco l'altro giorno ci ha detto voi siete la fabbrica che produce dignità. Questo è l'elemento fondamentale. Senz'altro è molto importante, attraverso il lavoro è fondamentale riuscire a restituire dignità alle persone che hanno questo tipo di problematica. Lei prima accennava alla possibilità di far emergere, no, quelle che sono le potenzialità anche che ciascuno di noi, al di là dei problemi, ha dentro di sé. Ci sono anche degli esempi molto belli che lei aveva fatto l'altro giorno, vorrei che ce ne citasse almeno uno delle situazioni, insomma, che avete affrontato con il lavoro e che sono riuscite a trovare una positiva. Due cose, una molto veloce che l'altro giorno non sono riuscita a dire. Una mamma, io sono arrivata in cooperativa nel 2000, in cooperativa c'era questa mamma, questa donna con 5 figli, con una serie di problematiche e fragilità, non riusciva ad accettare nessun tipo di regole. Le hanno tolto i figli minori, quindi 3 sono andati in comunità, 2 erano maggiorenni. Bene, lei ha fatto questo percorso di inserimento, ci abbiamo lavorato duramente assieme. A distanza di anni siamo riusciti ad assumerla e lei è riuscita a portarsi a casa tutti i figli. Quindi capite quanto è fondamentale il lavoro. Il secondo esempio che di cui abbiamo parlato l'altro giorno è questa giovane mamma che è arrivata in cooperativa da noi grazie ad un percorso con il Comune di Treviso, giovane mamma che arriva naturalmente senza una professionalità legata al mondo della produzione al quale noi siamo, però lei ha fatto questo percorso di inserimento, è stata assunta da noi e cammin facendo in quel periodo noi cercavamo un meccanico e non riuscivamo a trovare questa figura, non comunque una figura che riuscisse ad adattarsi al nostro ambiente di lavoro, alle nostre competenze, alle nostre regole. Bene, ci siamo osservati, il gruppo dirigente, abbiamo notato che questa giovane donna aveva una spiccata attitudine per la meccanica. Quindi le abbiamo proposto di fare un percorso formativo e lei in effetti da qualche mese è diventata la nostra responsabile della manutenzione. Oltretutto non aveva la patente e quindi era una giovane mamma che quando doveva trasportare il figlio andava in bicicletta o con i mezzi pubblici. Bene, lei è riuscita a prendere la patente e le abbiamo anche fatto prendere la patente, il patentino per il muletto. Questo è un grande traguardo per noi, ma credo anche per le persone che hanno la possibilità di venire da noi e venire scoperti. E questo possiamo capire, no? Anna Corò, lei sorride, si commuove di fronte a queste storie proprio perché fanno capire come sia importante e come sia possibile far emergere le capacità che tutti noi abbiamo, a prescindere, no? da quelle che possono essere le problematiche. Sì, è proprio un discorso di dignità, come giustamente diceva, sottolineava la dottoressa. La dignità personale veicola la vita intera, quindi il primo pensiero per ogni persona è mantenere alta la dignità, specialmente nelle donne che sono particolarmente, parlare di donne è difficile, di donne fragili ancora più difficile e complesso, perché fondamentalmente vivono all'interno di situazioni complicate, quelle della famiglia, dei figli, e non sempre sono in grado di farcela, quindi l'importanza delle associazioni, l'importanza del volontariato è dare questa sensazione di fiducia, questa sensazione di possibilità di rivolgersi a qualcuno che ti aiuta a superare il problema, che poi approderà nella cooperativa, che poi approderà nelle imprese sociali. E il lavoro
Il lavoro è la dimensione perfetta per riuscire a socializzare, per riuscire a dimostrare chi si è, chi si potrebbe essere, senza preclusioni di qualsiasi tipo. L'importante è riuscire a fare l'adeguata prevenzione, riuscire a mettersi in contatto con i ragazzi giovani in modo che le generazioni future siano già pronte ad affrontare questo problema, le prossime classi dirigenti siano assolutamente coscienti e consapevoli di qual è la situazione, non come oggi che un po' lavoriamo, non dico che si improvvisa, però si tenta di trovare le strade più giuste già da parecchi anni, certamente. Però la prossima classe dirigente dovrebbe essere già strutturata in questo senso, capire disabilità, capire salute mentale, e bisogna lavorare assolutamente sui pregiudizi, certo, sul togliere i giudizi. Non c'è ombra di dubbio per quanto riguarda la salute mentale in particolare, naturalmente, ma anche per quanto riguarda a 360 gradi tutto il mondo della disabilità. L'associazionismo, il volontariato dovrebbe finalmente capire che se riesce a mettersi insieme, far massa critica e lavorare su obiettivi unici, qualcosa si può risolvere. Frammentati non si riuscirà mai a risolvere il problema. Certo, allora io vi ringrazio davvero per essere state con noi, grazie mille a Luciana Cremonese, presidente di Solco, e grazie a Anna Corò, presidente di Volontari Insieme. Prima della pubblicità volevo che vedessimo ora due servizi che abbiamo realizzato ieri in occasione della Treviso in Rosa. È stata una manifestazione anche questa davvero molto bella, ed anche in questo caso è stato molto importante lo spirito delle donne per la solidarietà. Vediamo quindi. Alla fine il contatore dei pettorali si è fermato a 10.570. Tante sono le donne da tutto il Veneto che hanno reso indimenticabile questa giornata con la lunghissima onda rosa che ha invaso la città nel nome delle donne e della prevenzione dei tumori. È una cosa personale anche, che mi tocca il cuore. È la prima volta ed è una cosa meravigliosa. È molto importante per dare aiuto a tante persone che hanno bisogno anche. Ciao, siamo le Pink Lady da Scorzè! Per la prevenzione, che è importantissima, salva la vita. Siamo felicissime di essere qua, tutte insieme e per una giusta causa. Esserci è bello, emozionante. La più piccola è Matilde, 3 mesi, nella carrozzella spinta dalla mamma. È una cosa importantissima, intanto per dare voce a tutte le donne, e sono molto contenta di aver avuto una bambina femmina, quindi è una gioia. E poi ci sono le nonne arrivate dalla casa di riposo, a riprova che la Treviso in Rosa è davvero per tutte le età. È mia soprattutto. Quanta è la sua? 96. C'è chi ancora sta combattendo, chi è guarita, chi vuole semplicemente manifestare la propria vicinanza facendola diventare forza per tutte. Che ho avuto un cancro e sto bene, sono guarita e sono qua. Per la nostra presenza, per il tumore al seno, per tutte quelle che stanno combattendo questa loro guerra. Per partecipare e per ritornare a vivere dopo una malattia. Donne, fate sempre i controlli, è tanto importante. La prevenzione è importantissima e la collaborazione e la solidarietà. Dobbiamo essere unite, venire sempre di più persone alla gara. Per non volare, non Ed è un appello a tutte le donne, quello che si leva dall'onda rosa di Treviso, anche alle più giovani che non rientrano ancora nello screening. Fate i controlli. Fatelo per conto vostro, se potete, perché costa, ma non importa, sono soldi spesi bene, perché la prevenzione è importante. Ti salva la vita. Che ho detto, ma sì, vado, perché tanto non ho niente da fare, vado. Sono andata e mi hanno trovato un tumore al seno. Per fortuna all'inizio era piccolo e ce l'ho fatta, insomma, non ho fatto grandi cose, però se non andavo, a sta ora non che ero più. E sono tante le storie che si sono intrecciate nel serpentone rosa delle donne ieri a Treviso. 4 generazioni. Perché è
così bello essere qua tutti insieme oggi? È la festa della vita. Bisnonna, nonna, mamme e nipotine si intrecciano le storie delle donne e delle famiglie nell'allegro serpentone della Treviso Rosa. C'è il gruppo famiglia, ma ce ne sono altri 130 di amiche, colleghe, compagne di sport. C'è il gruppo delle donne della Polizia di Stato, in testa la questora Manuela De Bernardin. Le donne sono per le donne, innanzitutto il primo fronte di difesa siamo noi e quindi siamo qui per essere insieme con questa marea rosa. E non solo di prevenzione della salute si parla oggi. La corsa diventa l'occasione per lanciare un messaggio contro la violenza nei confronti delle donne. Noi cerchiamo di divulgare e sensibilizzare la conoscenza degli strumenti che ci sono per difendersi, sono tanti. Le leggi ormai offrono una varietà di strumenti che le donne devono conoscere per attivarli tempestivamente quando hanno dei problemi. Tra i tanti gruppi anche quello delle donne di Antenna 3. È importante perché spesso parliamo noi di prevenzione ed è giusto essere qui per ribadire questo concetto, insegnarlo anche alle nostre figlie, alle ragazze più giovani l'importanza di fare prevenzione e di dire anche alle proprie amiche di fare prevenzione. Io l'ho vissuto poi da vicino con la mia mamma e quindi mi sento ancora più coinvolta per questa iniziativa. È bello vedere questo fiume di donne oggi tutte insieme. Gettonatissimo anche quest'anno il selfie con il primo cittadino che si gode la città in questa inedita versione. Bellissimo, e credo che sia anche ciò di cui la nostra comunità ha bisogno, di fare comunità, di divertirsi, di stare insieme, di sorridere, e anche oggi le donne ci stanno insegnando questo. Balli, canti e alla fine il coro è unanime. È importante per tutte le donne, sia per la prevenzione, come insegna la LILT, ma anche per ricordare la lotta contro la violenza per le donne. Quindi noi siamo qui per le donne. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, subito dopo torneremo in studio per parlare di alpini in vista della Dunata nazionale del prossimo fine settimana. Tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, aspettando la Dunata del prossimo fine settimana. In studio qui con me abbiamo Francesco Introvigne, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, grazie per essere con noi, e Graziano De Biasi, alpino del reparto Salmerie di Vittorio Veneto, delle famose Salmerie di Vittorio Veneto. Dopo ne parleremo insieme. Sta quindi man mano prendendo corpo la cittadella degli alpini a Vicenza in Campo Marzo. Proprio questa mattina la nostra Luisa Bertini si è recata per assistere a dei preparativi davvero interessanti. Vediamo. Fervono i preparativi qui a Campo Marzo per l'allestimento della cittadella degli alpini. Stamattina tutto è partito prestissimo con l'arrivo dell'elicottero del 4° Reggimento Aves Altair Bolzano, che è arrivato proprio qui e che resterà in esposizione, dell'elicottero e di tutto quello che sarà l'allestimento anche rivolto agli spettatori e a tutte le persone che arriveranno a visitare questa cittadella. Ne abbiamo parlato con il tenente colonnello Antonio Esposito dell'Esercito Italiano. Per allestire la cittadella degli alpini, divisa in due parti, una parte militare e una parte dell'associazione alpini, che vede la protezione civile, tutte le attrezzature che fanno loro, l'associazionismo che appunto viene impiegato dall'ANA. Per quel che riguarda noi come esercito italiano, siamo qua schierati con le truppe alpine, ovviamente quelle che sono le specialità nostre da montagna, quindi qui si potrà vedere l'addestramento sulla palestra di roccia, quindi quello che fanno i nostri alpini per addestrarsi in montagna, una simulazione di quello che è l'attività addestrativa, i nostri equipaggiamenti, i nostri mezzi ovviamente, quelli che utilizziamo normalmente. C'è la parte bonifica del territorio con il reggimento Eugenio, che è molto importante, specialmente con gli ordigni bellici che vengono ritrovati in tutta Italia. Ci sono la parte di supporto, quindi la parte logistica, la parte di artiglieria, e ci sarà la parte storica col Museo Storico degli Alpini di Trento, c'è l'Istituto Geografico Militare, quello che ci fornisce le cartine, le mappe geografiche dove noi operiamo, possiamo fare le cose in tutte le nostre attività. E poi ci sono le nostre specialità sia alpine in quanto tale, quindi nostre attrezzature, mezzi di nuovo tipo, equipaggiamenti, il nostro reggimento di cavalleria che appunto
appunto al nostro reggimento che da 2013 è presente alla Brigata Alpina Giulia, e quindi potrete vedere quello che fa un alpino, un soldato esercito italiano, nella fattispecie in questo caso delle truppe alpine, in addestramento, in attività normale. Allestimento che procede su entrambi i fronti di Viale Roma, Campomarzo che ferve con questi preparativi. Sono già state installate le cancellate già a partire da sabato, volontari operativi ovviamente fino all'inaugurazione ufficiale di quella che sarà la cittadella degli Alpini, ma abbiamo sentito quale sarà il cronoprogramma proprio dei lavori da qui a venerdì insieme a Maurizio Pinamonti, presidente della Dunata 2024. Ci sarà, oltre alla cittadella degli Alpini militare che stanno preparando, avremo anche una cittadella nostra della protezione civile, dove potrà essere visitata e vedere tutte le attività che come associazione vengono fatte proprio nell'ambito della protezione civile. Avremo anche i ragazzi dei campi scuola, noi a livello nazionale come associazione già da diversi anni abbiamo diversi campi scuola. Quest'anno saranno 13 in tutta Italia e dei ragazzi parteciperanno anche alla nostra Dunata come tutte le nostre attività, mentre ci sarà anche l'allestimento che stanno completando per la parte food dove ci saranno i vari punti di ristoro e punti di accoglienza. Ecco, allora abbiamo visto quelli che sono i preparativi della giornata di oggi a Vicenza, insomma ormai siamo entrati nella settimana clou, no? In Trovigna in vista della grande adunata. Fervono i preparativi a Vicenza, ma fervono anche in tutte le sezioni e in tutti i gruppi che si stanno preparando a quello che è l'appuntamento più importante dell'anno. Voi a Vittorio Veneto come vi state organizzando? Siamo ormai pronti anche noi, come del resto tutti quanti in Italia, ma anche chi proviene dall'estero, dal mondo, per questo importante appuntamento annuale, 3 giorni intensi e per cui insomma tutti si sono attrezzati. Ho fatto proprio raccolto un po' di dati giusto per verificare, siamo presenti con tutti i 19 gruppi, con tutte le nostre componenti, i 3 cori, il reparto salmerie, il gruppo sportivo, insomma non ci manca nulla. Questo è senz'altro vero. Ecco, stiamo vedendo alcune fotografie dell'ultimo evento che ha viste protagoniste le salmerie, che sono un po', come dire, l'aspetto caratterizzante ovviamente della sezione di Vittorio Veneto. Qui dove siete? Cosa sta succedendo? Il reparto è un fiore all'occhiello della nostra sezione perché nella tradizione che dura ormai da tantissimi anni, è diventato reparto storico dopo la morte del famoso Iroso, l'ultimo bullo con le stellette, e perpetua appunto nel tempo, ecco, il ricordo di questa specialità alpina. Graziano De Biasi, che mi accompagna, è uno del reparto che ha partecipato anche a quest'ultimo evento che era in zona Sacile, che magari ci descriverà meglio quanto hanno fatto. Ecco, Graziano De Biasi, allora che cosa avete fatto in quest'ultimo evento e che cosa significa insomma prendersi cura dei muli, che cosa significa gestire questo reparto salmeria? Ma è molto difficile risponderle in poche parole, cercherò di farlo. Far parte di questo reparto è un onore ed è un gesto di rispetto nei confronti che ne hanno fatti parte tanti anni fa e che oggi non ci sono più. Ma è un tramandare non solo la storia, non solo la tradizione, ma anche il bene che questi alpini hanno nei confronti di questi animali, che per noi sono degli amici a 4 zampe. Lo dico commuovendomi, perché quando parlo di muli purtroppo sono fatto così. Per me sono una seconda famiglia. Sono una seconda famiglia perché ci sto insieme con i muli praticamente quest'anno sono 30 anni, e quindi si figuri quando io parlo di muli per me rappresentano qualcosa di vero, qualcosa di autentico che io cerco di trasmettere soprattutto alle nuove generazioni. Infatti quando parlo con i bambini io non solo mi diverto ma mi commuovo tanto perché i bambini sono fantastici nei confronti dei nostri amici quadrupedi. Ecco, la vediamo davvero commuoversi, sì. Perché
insomma, non siamo forse abituati a pensare al mulo come possiamo pensare magari all'animale domestico d'affezione, sì, come può essere il cagnolino di casa piuttosto che il gatto. In realtà anche questi animali hanno davvero tanto da dare, da offrire, un affetto nei confronti di chi si prende cura. Diciamo che ecco, io non mi piace sentire quando si dice testardo come un mulo. Perché questo? Perché è vero, il mulo è deciso, è preciso, è molto, si impegna molto su quello che deve fare o quello che sa fare. Testardo non lo considero testardo, lo sento solo come preparato, attento. Le faccio un esempio velocissimo. Se prendiamo degli equidi, come possono cavalli, possono essere zebre, possono essere asini, eccetera, e facciamo un colpo, spariamo un colpo di fucile, tutti gli altri si mettono a galoppare velocemente, il mulo no. Il mulo la prima cosa che fa attenzione a quello che è successo, si rizza sui piedi, alza le orecchie e cerca di capire cosa sta succedendo. Se si rende conto che il pericolo non esiste, continua tranquillamente a fare quello che faceva. Questo è solo un esempio di come il mulo non è testardo ma è attento. E poi il mulo ha una grande sensibilità, oltre ad avere una grande memoria. Non mi dilungo perché so che sono logoroico quando parlo di muli, però le faccio solo un breve flash. Io ho un ricordo bellissimo, io vado sempre con la Mila Mula che mi piace molto, sono 20 anni esatti che ci sto insieme e io purtroppo per motivi personali non sono riuscito a stargli vicino per alcuni mesi. Ecco, quando io sono ritornato nel loro recinto, non l'ho neanche chiamata, mi ha guardato, si è avvicinata e mi ha appoggiato la testa sulla spalla, come per avermi perdonato di non essere andato a trovarla perché per motivi purtroppo fisici non ho potuto essere presente e mi ha quasi perdonato. Ecco. Questa è stata la cosa che ancora oggi mi prende. Ecco, i muli quindi è un po' da smitizzare il fatto che il mulo è testardo. Il mulo è intelligente, ha tanta memoria, ricorda i percorsi, ricorda le persone, ricorda i gesti, non occorre fare tante cose, con un piccolo gesto il mulo intuisce cosa deve fare. Ecco, già con queste parole, Presidente, riusciamo a capire quello che è il legame, no, tra gli alpini e questi animali che hanno fatto la storia, insomma, del corpo. Fondamentale perché la storia è lunga, la storia è degna di tanti ricordi, proprio perché sono stati non solo utili ma talvolta anche necessari per la sopravvivenza dell'uomo, anche e soprattutto nei periodi bellici, per portare in alto, dove non c'erano altre possibilità e mezzi, derrate alimentari, quindi le necessità di sopravvivenza, ma come dire anche gli equipaggiamenti, certamente anche armi e munizioni, sicuramente sì, però ecco, nella vita civile sono stati utili in mille occasioni, tant'è vero che Antonio De Luca, colui che appunto ha salvato i 13 muli dal macello nel 1994 all'Assa di Belluno, li aveva presi inizialmente da utilizzare nella propria azienda forestale nella foresta del Consiglio. Sono stati utili fino a un certo punto, poi raggiunta una certa età non state più idonei al lavoro, ma sono stati curati e voi capite, avete sentito anche da Graziano con quale amore, che poi è un rapporto reciproco, no? È un binomio, una convivenza che insomma crea sentimenti e affetti inscindibili. Ecco, la vediamo ancora commosso, Graziano De Biasi. Purtroppo sono fatto così. Quando parlo di muli con i bambini a volte mi commuovo perché i bambini poi ti fanno delle domande stranissime alle quali io ovviamente cerco di rispondere in maniera elementare, no? Però anche lì devo trattenermi la mia emozione, questo sì. Sono fatto così, che ci vogliamo fare? Allora non dovremmo mai più dire testardo come un mulo, ma come dire, previdente, forse attento, vorrei dire anche determinato come un mulo. Questo sì, sicuramente. Nelle immagini abbiamo anche visto alcune delle attività che noi proponiamo nell'ambito della nostra sezione. Abbiamo visto il rapporto con le scuole, cioè stiamo entrando nelle scuole portando le testimonianze, Graziano ne ha fatto prima cenno, siamo ben accolti, è utile oltretutto anche, hanno molto interesse i ragazzi, basta che ci sia interesse anche e soprattutto del corpo docente nell'apprendere, nel
questo tipo di vita, questa storia passata. Poi anche altre attività, abbiamo visto il reparto di protezione civile che è sempre impegnato purtroppo perché le necessità non mancano mai, anzi vediamo che di anno in anno crescono anche quelle derivanti da catastrofi ambientali e quant'altro. Oltretutto ultimamente abbiamo fatto anche un corso che ha abilitato più di 30 nostri associati all'uso del defibrillatore, quindi essere anche specializzati, essere utili e preparati per i bisogni di oggigiorno in questo mondo, in questa vita ecosociale che va appunto aggiornata. Ecco, stiamo vedendo intanto, Presidente, delle immagini di repertorio della sfilata appunto della sezione di Vittorio Veneto. Ci ha mandato in anteprima, magari se il nostro Francesco dalla regia può far vedere al PC quello che è lo striscione che voi porterete invece quest'anno. Eccolo qui, Alpini, donne e uomini di pace, sogno che è realtà, perché mai come quest'anno, no? Con una situazione geopolitica sempre più tesa, con la guerra che ormai è alle porte dell'Europa, dalla Dunata Nazionale 2024 degli Alpini si leva quello che è un vero e proprio grido di pace. Assolutamente sì. Il Consiglio Direttivo Nazionale della nostra associazione ogni anno promuove un motto ad ogni adunata e quest'anno il tema scelto è proprio il sogno di pace degli alpini, proprio come diceva lei, anche per far preciso riferimento alla triste realtà che si sta vivendo intorno. Noi, ecco, alla luce di questo abbiamo coniato questo motto che riguarda proprio la nostra appartenenza. Alpini, donne e uomini di pace, sogno che è realtà. Qua lo vediamo in anteprima all'ultima adunata sezionale che abbiamo fatto a Lago di Revine Lago domenica scorsa ed è quello che proporremo alla sfilata di Vicenza. Ogni sezione era libera di costruire appunto dei pensieri su quello di base, sottoponendo poi tutto al Consiglio Direttivo Nazionale e sarà questa una raccolta anche di buoni intendimenti, perché per noi il tema della pace è assolutamente importante e fondamentale perseguirla, agire in ogni azione nostra perché questo avvenga. Ecco, tra l'altro il tema della pace è stato al centro anche di un altro importante evento che c'è stato ieri in provincia di Treviso, a Roncade, per l'inaugurazione della nuova sede con una sfilata, peraltro avete partecipato anche voi di Vittorio Veneto. Vediamo quindi il servizio che abbiamo realizzato proprio ieri su questa manifestazione. Preghiera e onore a chi è caduto sul campo di battaglia per portare la pace. Sono gli alpini a ricordarcelo sempre, lo hanno fatto anche questa mattina a Roncade, a 5 giorni dalla 95esima Dunata Nazionale di Vicenza. Accompagnati dalla fanfara Giulia hanno sfilato diverse sezioni della Marca, insieme ai vicini di Bassano del Grappa e Pordenone, 40 i gagliardetti della sezione di Treviso presenti. E i tanti momenti dedicati alla nostra vita e alla nostra storia. 152 anni di storia, 2 conflitti mondiali, 89 sezioni nella Marca. L'orgoglio alpino sfila con il tricolore in mano, il cappello di chi è andato avanti e con i mezzi per chi non è più abile a camminare ma vuole esserci. L'alzabandiera con l'inno d'Italia, la deposizione della corona d'alloro ai caduti davanti a centinaia di cittadini. Presenti per questo evento importante il presidente nazionale degli Alpini Sebastiano Favero ed insieme al generale di corpo d'armata capo di Stato Maggiore Antonello Vespaziani, che annuncia chi porterà la bandiera di guerra venerdì sera. Abbiamo la bandiera del 7° Alpini, che storicamente è quello più legato al territorio veneto. Almeno 2000 persone della Marca sono attese a Vicenza. Quello di oggi è uno degli eventi più importanti in vista della Dunata. Sarà Treviso la penultima sezione del 6° settore a sfilare domenica. Tutti i nostri gruppi si stanno preparando. Sicuramente qualcuno partirà già dai primi giorni della prossima settimana, in ogni caso
sicuramente dalla metà della prossima saremo, non dico tutti, ma quasi tutti a Vicenza. Un messaggio di pace in tempo di guerra, quello che le Penne Nere porteranno la prossima settimana a Vicenza. Vorremmo far capire con questo nostro messaggio, con questo nostro motto, che la pace è qualcosa che non ci viene regalata da nessuno, che deve essere costruita con forza, con dedizione, con la capacità di condividere con gli altri e di essere disponibili per gli altri, quello che fanno gli alpini sia in armi che in cose. E con questo messaggio di pace si chiude questa prima edizione dei nostri telegiornali. Io ringrazio Francesco Introvigne, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, e Graziano De Biasi del reparto Salmerie degli Alpini di Vittorio Veneto per averci dato... Grazie anche a voi da parte di tutti i conducenti e anche dei muli. Grazie a voi. Grazie mille per averci dato anche queste chicche, diciamo, su quello che è l'affetto che lega tutti gli alpini, tutte le Penne Nere, ma in particolare proprio quelle di Vittorio Veneto ai muli. È tutto dunque, io vi ringrazio per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, le nostre previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci e buon pomeriggio. Salvadori Agricoltura, piante, giardino, animali, orto, casa. Ci trovi a Lancenigo di Villorba, a pochi metri dall'uscita Treviso Nord. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in lieve calo, tempo buono ma con una locale instabilità. Vediamo il dettaglio di lunedì 6 maggio. Sul Veneto prevalenza di sole, nelle ore pomeridiane saranno probabili delle precipitazioni a carattere sparso sulle zone montane e pedemontane, localmente fin verso le pianure limitrofe. Temperature stazionarie, minime tra 10 e 14 gradi, massime comprese tra 21 e 24 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato pressoché ovunque, ma sarà possibile qualche rovescio, specie al pomeriggio, sui rilievi in locale estensione anche alle aree circostanti. Temperature minime sui 12-14 gradi, massime sui 19-21 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo tratti soleggiati inizialmente, a seguire possibilità di alcuni rovesci sparsi. Temperature minime sugli 11-13 gradi, massime intorno ai 20-22 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Salvadori Agricoltura. Scopri il negozio completamente rinnovato. Da 70 anni ogni cliente è parte della famiglia.